Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Distrazione alla guida e mancata distanza di sicurezza sono le cause principali degli incidenti sulla 4, in particolare nella tratta Portogruaro-Sistiana, come emerso dai dati illustrati oggi a Villese da Autovie Venete e Polizia Stradale. Siamo con Davide Sartelli, direttore esercizio di Autovie Venete. Insomma, quali sono gli strumenti per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti che Autovie Venete mette in campo? La prevenzione si fa quotidianamente. Noi abbiamo personale H24 specializzato che interviene in autostrada, una centrale operativa con 3 persone a turno che gestisce ogni evento e lo demanda a personale su strada, che sono gli ausiliari del traffico, è un personale estremamente specializzato che interviene in situazioni autostradali, quindi dobbiamo tenere conto dove si viaggia a 130 all'ora per i mezzi leggeri e 80 all'ora ai mezzi pesanti, e mettono in sicurezza e proteggono i viaggiatori. A questo aggiungiamo anche i manutentori d'urgenza che intervengono proprio per mettere in sicurezza, non so, in caso di un incidente ripristinare subito in sicurezza la strada, consapevoli che un incidente da noi o un elemento di disturbo poi porta a disturbo anche la viabilità esterna, quindi dobbiamo essere molto veloci a ripristinare le condizioni della strada. Questa è più o meno la situazione. In più mettiamo in campo molta tecnologia, quindi telecamere e sistemi tecnologici avanzati che ci portano ad essere informati e ad informare l'utenza. Per quanto riguarda invece le differenze di scenario, diciamo, ci sono tratti a 3 corsie, tratti a 2 corsie e poi tratti con i cantieri, ecco, lì come intervenite? Lì cambia, anche lì abbiamo 3 mondi, la terza corsia avanza anche rispettando quelli che sono i termini previsti, quindi abbiamo il tratto a 2 corsie, soprattutto il tratto tra Portogruaro e San Donà, dove ci sono 2 corsie e il traffico di 3, quindi anche lì l'incidentalità permane più elevata rispetto agli altri nostri scenari. Poi abbiamo lo scenario del cantiere, cioè il tratto Alvisopoli-Portogruaro, dove ci sono 2 corsie ristrette, perché ricordo che noi lavoriamo a traffico aperto, dove noi lavoriamo H24, lavoriamo molto quando si necessitano le chiusure di notte, soprattutto nei weekend, quando è di meno impatto a chi viaggia. In questo caso l'incidentalità è più bassa di dove ci sono le 2 corsie aperte, ma questo non perché sia più agevole, anzi è meno agevole viaggiare all'interno, ma sicuramente porta i viaggiatori ad essere molto più attenti. Abbiamo lo scenario delle 3 corsie, ecco, lì veramente cambia il mondo. Lì sono scesi gli incidenti del 64% rispetto al periodo delle 2 in quei tratti, e gli incidenti sono anche molto meno gravi. La tratta Portogruaro-Sistiana dell'autostrada A4 sotto la lente di Autovie Venete e della Polizia Stradale. Siamo con il comandante del centro operativo autostradale Gianluca Romiti, al quale chiediamo insomma quelli che sono i numeri per quanto riguarda gli incidenti, che cosa state riscontrando in particolare in questo tratto e non solo. Il focus che abbiamo fatto è su un'autostrada fortemente industrializzata, cioè con la presenza di numerosi mezzi pesanti. La caratteristica della 4 è questa, quindi ce ne accorgiamo tutti i giorni d'altronde. Quindi l'incidente, la genesi tipica dell'incidente in autostrada in questo momento è sicuramente il tamponamento fra mezzi pesanti. Quali sono le cause? Lei mi chiedeva le cause. Evidentemente il mancato rispetto della distanza di sicurezza, alla quale però si deve aggiungere sicuramente la distrazione. Proprio per questo stiamo studiando con Autovie Venete dei sistemi che indaghino non tanto ciò che fa il camion, quanto ciò che fa il conducente prima di generare l'incidente, e per poter fare questo noi abbiamo bisogno di posizioni privilegiate, cioè dobbiamo riuscire a vedere all'interno della cabina del camion cosa sta combinando il conducente, e questo rimanda a che cosa? Al telefonino fondamentalmente. Quindi il mix più pericoloso è distanza di sicurezza mista distrazione uguale uso del cellulare. Quali sono le dinamiche più frequenti di incidenti che vediamo? Come abbiamo visto e come vedrete nei documenti che vi forniremo, una cosa è emersa interessante in questa analisi che ha il carattere scientifico, e il fatto che
gli incidenti diminuiscono allorquando le condizioni meteo, quindi le condizioni della strada sono peggiori, e questo ci ha fatto riflettere molto. Vuol dire fondamentalmente che se aumenta la pericolosità della strada oggettivamente, aumenta altresì l'attenzione del conducente, quindi si smonta il significato, la leggenda metropolitana della curva killer, della strada killer. Non è così, è la distrazione, e quindi anche la, diciamo così, la scarsa cura e la scarsa attenzione che si presta alla guida. Quando si guida si deve guidare e basta. Per quanto riguarda la terza corsia, come ha impattato sul numero degli incidenti? Come avete potuto vedere, non abbiamo fatto un riferimento, diciamo così, statistico agli anni precedenti, per due motivi: perché la 4 nel 2019 non aveva la terza corsia, e perché la pandemia, devo dire la verità, ha sconvolto anche statisticamente i valori dell'infortunistica stradale. La terza corsia però, possiamo dirlo, è un grande vantaggio per chi usa la 4, perché un incidente stradale che prima determinava le chiusure autostradali e le uscite obbligatorie, in questo momento grosso modo ci permette di continuare a dar traffico quantomeno su una corsia. Ultima questione: abbiamo visto purtroppo degli incidenti, delle persone che prendono l'autostrada in contromano, purtroppo succede ancora. Ecco, su questo tema come state cercando di intervenire? E quando un contromano è in atto, i conducenti, gli utenti della strada devono sapere due o tre cose, e ve le dico subito. Prima, prendete in forte considerazione ciò che dicono i pannelli a messaggio variabile, sono credibili e hanno la capacità di fornire informazioni immediate. Poi, se siamo in presenza di un contromano così comunicato, statisticamente il conducente in contromano usa la corsia di sorpasso perché ritiene che sia la sua corsia di marcia, e quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, se possibile, abbandonare l'autostrada, uscire o occupare un'area di sosta, una piazzola di sosta. Se questo non è possibile, però, procedere lentamente sulle corsie più esterne, quindi più esterne nella nostra destra, corsia di marcia, corsia di emergenza, non sarebbe un illecito. Consegnato oggi nell'Aula Magna della Manzoni di Udine il premio di 2.500 euro a 4 scuole dell'Udinese di Amga Energia e Servizi Gruppo Era, che ha organizzato l'iniziativa DJ Lode con il patrocinio del Comune di Udine. Vediamo. Aula Magna della Scuola Media Manzoni di Udine, che ospita la premiazione Digi e Lode. Ricordiamo in che cosa consiste questo premio, che era stato avviato alcuni mesi fa. Ne parliamo con Albino Belli, che è direttore operativo di Est Energy. Allora, abbiamo esteso ai territori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto un'iniziativa che il nostro gruppo ha avviato già da tempo sugli altri territori. Si tratta di sostenere la digitalizzazione nelle attività scolastiche attraverso un concorso. Il concorso premia i comportamenti virtuosi dei genitori che aderiscono a questa iniziativa, ad esempio chiedendo l'invio della bolletta non cartaceo oppure utilizzando le app che permettono di gestire le pratiche online, quindi risparmiando, facendo in modo di accedere a comportamenti più virtuosi per l'ambiente, contribuiscono a un punteggio che va alle singole scuole. Ecco, parliamo anche dei vincitori, tra l'altro qui magari ci facciamo anticipare qualcosa dal dirigente scolastico Paolo Denardo. Con noi c'è anche l'assessore all'istruzione del Comune di Udine, Elisabetta Marioni. Avete lavorato proprio in questo senso per riuscire a portare sul territorio un concorso? Guardi, il Comune di Udine ha patrocinato l'iniziativa e l'ha anche promossa, quindi appunto per favorire la digitalizzazione delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Udine e del territorio, proprio perché siamo consapevoli che la digitalizzazione è veramente molto importante per quanto riguarda appunto l'acquisizione anche di competenze veramente utili ai ragazzi per orientarsi nella società odierna, e queste stesse, diciamo, la digitalizzazione è anche indispensabile effettivamente per far sì che le scuole acquisiscono anche rispondere alle domande di richiesta di strumenti informatici. Quindi il Comune di Udine ha voluto proprio ottenere questa finalità. Fra l'altro io sono davvero felice che 2 scuole della città di Udine, la primaria Mazzini e la secondaria di primo grado Manzoni,
siano risultate in graduatoria tra le prime, unitamente ad altre scuole del territorio. Quindi sono veramente soddisfatta e spero che altre scuole seguano questo esempio. Ma io farei parlare il dottor Paolo De Nardo in veste di presidente dell'Associazione dei Presidi, così parla a nome di tutte le scuole che hanno aderito all'iniziativa e che chiaramente si sono piazzate fra i primi posti, che adesso potranno beneficiare di questo premio importante. Allora, in questa veste io posso apprezzare il doppio spirito dell'iniziativa: da un lato quello di promuovere comportamenti virtuosi nell'ambito del risparmio energetico, e tra l'altro l'energia è un tema molto caldo in queste settimane, purtroppo anche tristemente caldo, e dall'altro promuovere e sviluppare la digitalizzazione delle scuole, che è un processo che è in corso da anni e che finalmente vede anche un approccio diverso al digitale, non soltanto come rischio ma anche come opportunità. Il digitale è il mondo, l'ambiente nel quale i nostri ragazzi crescono e nel quale devono imparare a vivere, quindi è importante che lo facciano appunto a partire dalle scuole. Bene, e qui dall'aula magna della Scuola Manzoni è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Isabella Gregorato, noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci troviamo tra poco, dove la linea? Bentornati in diretta da voi la linea. Al via domani Confindustria Udine Academy, il progetto che propone un ciclo di 3 incontri con i big dell'economia internazionale. Un'opportunità da cogliere per gli imprenditori del territorio. Per i dettagli ci colleghiamo con Daniele Micheluzzi. Siamo a Palazzo Toriani, sede di Confindustria Udine, assieme alla vicepresidente Anna Mareschi Danieli, perché il 25 febbraio, venerdì, parte un'iniziativa molto importante, l'Academy di Confindustria Udine, che prevede un ciclo di incontri con personaggi di assoluto livello per quanto riguarda l'industria. Allora, vicepresidente, insomma, raccontiamo come è nato questo progetto. Questo progetto nasce parecchio tempo fa, inizialmente siamo partiti in collaborazione con l'Università di Udine con la definizione dell'Executive Master in Business Administration e ha avuto un successo incredibile perché parliamo di circa 150 iscritti oggi e continuiamo ad avere almeno due classi ogni anno. Dopo dall'Executive Master siamo partiti anche con i cicli di incontri Confindustria Udine Incontra e abbiamo avuto ospiti internazionali come Oscar Farinetti di Italy e l'esperto di economia Fitoussi e altri. Successivamente abbiamo continuato a voler dare attenzione alla formazione, perché la formazione oggi, in questo caso alta formazione, non è più un'alternativa, non è più una scelta, è un qualcosa di assolutamente necessario e obbligatorio, perché come le imprese devono adattarsi ai cambiamenti del mercato, anche le risorse che sono tutto ciò che forma l'impresa devono essere al passo con i tempi e quindi la formazione diventa assolutamente necessaria. Per far fronte a questo fabbisogno percepito abbiamo deciso di implementare all'interno di questo ampio progetto che vi ho appena descritto anche l'Academy di Confindustria, che parte da questi 3 incontri che andranno ampliandosi in futuro con guru mondiali, rappresentanti internazionali relativamente a determinati argomenti che sono quelli di punta del momento. Partiamo con il professor Foster che è considerato appunto il guru mondiale del quality management e dopodiché avremo il professor Zollo della Federico II di Napoli che ci parlerà dell'arte del management in un mondo complesso come quello odierno e finiremo con il professor Biticci con il quale abbiamo definito un programma interessante in quanto si parlerà del come è necessario innovare i nostri metodi per stimolare l'innovazione. Chi potrà partecipare a questi incontri e come ci si può iscrivere? La cosa interessante è che chiunque
potrà partecipare a questi incontri con una fee assolutamente contenuta di 50 euro per chi non fa parte dell'associazione, sarà assolutamente gratuita per tutti i nostri associati e sarà in modalità blended, quindi in presenza fino a esaurimento posti, successivamente tutti gli altri potranno seguire comodamente da casa via webinar. Assolutamente, come si dice, è un'occasione da non perdere, anche perché in questo modo si può entrare direttamente in contatto con questi guru. Esatto, anche il rapporto umano è assolutamente fondamentale e non solo, la possibilità di avere un contatto e una conoscenza di questo tipo in molti casi potrebbe cambiare la vita. Grazie allora alla vicepresidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli per essere stata con noi. Grazie a voi. 30 anni fa Gabriella Paruzzi a 31 anni conquistava l'oro olimpico. Fu la prima medaglia individuale per lei, che poi conquistò anche la Coppa del Mondo. L'abbiamo sentita per ricordare quella giornata. La fortuna di quella giornata fu che comunque io partivo con l'ultimo numero, il 53, che lo ricordo sempre anche come mio numero fortunato nella mia quotidianità adesso, e quindi avevo la situazione in tempo reale di quello che era la classifica. E la cosa bella appunto fu che comunque ero sempre seconda a tutti i rilevamenti cronometrici che i nostri tecnici lungo il percorso ci davano. E ricordo proprio che a un certo punto, come puoi immaginare, in una 30 km arrivano anche le crisi e avevo con me, diciamo, la quarta atleta in classifica e quindi stavamo gareggiando insieme e mi ricordo che dissi: vabbè, se anche sono in crisi e dovessi scoppiare, se rimango con questa atleta comunque arrivo terza. Quindi il mio obiettivo era comunque restare sul podio e chiaramente non avevo la più pallida idea di cosa stava succedendo, ma nessuno lo sapeva, perché infatti la flower ceremony che viene fatta subito al termine della gara, io venni premiata come seconda e Belmondo come terza. Chiaramente poi alla sera, quando fortunatamente il direttore agonistico dell'epoca, Alessandro Vanoi, ha fatto il possibile perché io potessi godere di quella gioia sul posto e non mi fosse recapitata la medaglia a casa, perché purtroppo la Russia stava vivendo già un periodo diciamo abbastanza a rischio, comunque dubbio durante tutta l'Olimpiade, ha fatto il possibile affinché diciamo, i test antidoping fossero fatti in maniera molto rapida, molto veloce, perché poi la classifica reale fosse poi quella che fu. Quindi io medaglia d'oro, Stefania la medaglia d'argento e Bente Martins la norvegese medaglia di bronzo. Quindi la mia grande fortuna è stata di vivere in un periodo, la mia carriera sportiva, in un periodo in cui c'erano, come hai detto, Stefania Belmondo e Emanuela Dicenda, e facevo sempre parte della staffetta olimpica o mondiale. Di conseguenza hai comunque un approccio molto, molto forte con questi appuntamenti e io immancabilmente non fallivo mai, però solo in staffetta, e alcuni piazzamenti li avevo fatti perché ricordo che a 21 anni arrivai settima a una 30 km in Val di Fiemme ai mondiali, quindi per me era già un bel segnale. Bastava solo quel click per poter far sì che anche io singolarmente potessi vincere qualcosa o comunque salire sul podio. La fortuna mia appunto è stata quella di poter maturare all'ombra di quelle due grandissime campionesse senza il dovere di confermare o comunque dimostrare, e quindi hai una tranquillità psicologica diversa da chi invece tutte le volte che scende in campo deve per forza dimostrare il suo valore. E una battuta su queste Olimpiadi che si sono appena chiuse. Stiamo facendo un po' fatica, sono onesta, non possiamo nasconderci dietro un dito, sono un po' troppi anni che l'Italia non è più protagonista a livello internazionale. Prima di questa intervista stavo seguendo sull'app della FIS, ci sono in corso i mondiali junior, sui Norvegia, non stiamo facendo bene neanche lì e questo purtroppo ci fa un po' pensare, perché significa che dalla base non stanno arrivando grandi campioni, però dobbiamo dare il tempo. Se io guardo il mio esempio, sono esplosa a 31 anni, questi ragazzi hanno 20 anni, quindi hanno necessità di lavorare ancora per un po'. Questo non vuol dire che non succederà nulla, però dobbiamo anche essere consapevoli che in 4 anni i miracoli non si fanno, però migliorare si può e dobbiamo migliorare, soprattutto chi gestisce questi ragazzi deve cercare in tutti i modi di poter metterli nelle condizioni per raccogliere quei risultati che meritano.
A San Daniele il Monte di Pietà sarà comunale e diventerà il nuovo municipio, mentre il piano terra ospiterà la sezione moderna della Biblioteca Guarneriana. Per il sindaco Pietro Valen sarà pronto nel 2023. Lo abbiamo raggiunto per conoscere i dettagli. Siamo a San Daniele con il sindaco Valent per alcune novità che fanno riferimento al territorio. Monte di Pietà è proprio alle nostre spalle. Che cosa cambierà? Beh, lo vedete, il Monte di Pietà è uno dei palazzi più importanti che si affacciano su questa piazza. Adesso è di proprietà privata e diventerà di proprietà pubblica. Proprietà pubblica grazie a un finanziamento, a 2 finanziamenti della Regione che totalmente portano 4,2 milioni a San Daniele, e con questi 4,2 milioni 1,7 milioni va per l'acquisto e 2,5 milioni per la riqualificazione. Che cosa avrà il Monte di Pietà di San Daniele? Diventerà la sede della biblioteca moderna e poi ai piani superiori la sede del municipio che finalmente tornerà in piazza a San Daniele. Quindi un cambiamento proprio anche per lo stesso sindaco, che si ritroverà il municipio in un'altra location del comune, proprio del territorio. Ci sarà già un cronoprogramma o è ancora troppo presto per capire come procederanno i lavori? No, adesso questa settimana il fondo proprietario ci ha confermato, ha accettato la proposta di acquisto, noi abbiamo inviato la caparra confermatoria e adesso chiaramente un bene che è tutelato dal Ministero dei Beni Culturali, quindi aspettiamo che non eserciti la predazione per poi rogitare definitivamente. Crediamo che per fine di quest'anno avremo il progetto diciamo esecutivo della riqualificazione e che si possa anche riuscire ad iniziare la gara per l'affidamento dei lavori che verranno svolti nel 2023, credo che per fine 2023 dovremo essere pronti. Un movimento che è non solo del sindaco ma di tutta la città, avere il municipio in piazza e le attività in piazza a San Daniele certamente porteranno nuovo brio a una città che non è mai perso più di tanto, però non c'è mai limite al meglio. Però ci sono altri cantieri che fanno riferimento alle strade, a un parcheggio in particolare. Sì, il parcheggio di via Dalmazia, via Carducci è un parcheggio importante vicino all'ospedale, quindi è alla casa di riposo. Si tratta di un'area dove vengono fuori circa 24 posti auto, che era occupata da dei ruderi e transennata da almeno una decina d'anni, e noi anche qui con dei finanziamenti che abbiamo ottenuto abbiamo già battuto questi ruderi e già domani iniziano a costruire le cordonate, quindi per giugno-luglio quel parcheggio sarà pronto, un altro risultato importante per San Daniele. A voi la linea termina qua, ma alle 16:30 ritorna l'informazione in diretta. Grazie per l'attenzione e buona giornata.